Ciao, bentornati nel mio canale. In questo video oggi un video tutorial creativo a grande richiesta, me l'avete chiesto in tantissimi, purtroppo solamente adesso sono riuscita a farlo, perché a quanto pare a tutti capita di perdere o ingarbugliarsi con gli auricolari del telefonino. Quindi cosa facciamo per tenere gli auricolari in ordine e soprattutto a portata di mano? Creiamo un simpatico e coloratissimo porta auricolari. Sembra una farfalla, ma in realtà è un cuoricino. Lo puoi realizzare nel materiale che più preferisci. Io ho usato il feltro e ho usato il feltro di vari spessori. Questo è 3 mm, questo è 2 mm, questo è 3 mm anche. Puoi utilizzare però, volendo, anche la gomma eva o un tessuto che sia abbastanza resistente. Secondo me verrebbe bene e molto carino anche con le copelle. Da provare anche quello. Per realizzare questo ti occorrerà appunto il feltro o la gomma eva o le copelle, il cartamodello che ti lascio nell'info box. Da questa parte sarà la freccetta. L'info box la trovi, la apri cliccando sulla freccetta qui, da questa parte o da questa parte, non me lo ricordo mai. Trovi il cartamodello, lo puoi stampare oppure lo puoi semplicemente ripassare dal computer, riportare sul materiale che hai scelto. E un'altra cosa che ti occorrerà sono i bottoncini automatici e la pressa. Quella che ho comprato io l'ho presa su Amazon, ti lascio anche di questa il link diretto, però volendo, se non vuoi fare un acquisto del genere, anche perché magari non la utilizzeresti più di tanto, questo lavoro lo fanno anche nelle mercerie qui del mio paese. Se devi mettere dei bottoncini automatici basta andare lì, chiedere e pagare per l'inserimento di questi bottoncini. Credo di averti detto tutto. Nel caso in cui lo rifai e vuoi farmelo vedere, ti basta taggarmi su Instagram o Facebook, il nome è sempre quello, Agata Chic non impegna. E mi raccomando, se questo video ti piace e vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al mio canale attivando la campanellina. E basta, mi hanno fatto perdere il filo del discorso. Alla prossima, ciao!